Io sarò velocissimo naturalmente perché non voglio togliere spazio alle relazioni che sono oggetto del convegno, che sono naturalmente l'aspetto preponderante della giornata di oggi. Sapete che la fiera dura 4 giorni, è stata pensata appunto con un momento di riflessione su un tema specifico che quest'anno è stato individuato dall'impresa sociale, come diceva giustamente il professor Solinas. Ma intanto i ringraziamenti, nel senso che organizzare una 4 giorni così ricca, chiunque di voi abbia sotto il programma se ne può rendere conto, non è una cosa facile, quindi certamente un ringraziamento all'ufficio lavoro del Comune di Modena che si è impegnato insieme a Laura Corallo dell'Associazione Viceversa e a tutti i soggetti, ne vedo qui alcuni che in questi mesi hanno collaborato con me per la creazione proprio durante il tavolo di tutti gli incontri di questi 4 giorni. A sentire la parte un po' preoccupata, diciamo, dell'intervento del professor Solinas, viene da dire anche meno male che ci sono tessuti, che ci sono luoghi in cui la volontà politica di fare del lavoro, del tema del lavoro una priorità, una vera priorità, è un qualcosa in cui il nostro territorio, il nostro comune, ma non solo, ha giovato e sta giovando anche in questi anni. Ieri ero a Bologna insieme all'assessore Bianchi alla presentazione dei dati sul rapporto semestrale, sui dati sul patto per il lavoro, che è una legge regionale che è stata fortemente voluta dall'indirizzo politico della regione e che sta dando dei frutti positivi. Le ricordava in parte il sindaco rispetto a Modena, ma non è scorretto affermare che l'Emilia Romagna è diventata in quest'ultimo anno la locomotiva d'Italia. Sono fatti che in qualche modo rientrano in un quadro in cui il lavoro diventa una priorità dell'azione politica delle amministrazioni, nei vari modi in cui il lavoro può essere declinato. Il sindaco ricordava certamente lo sblocca Modena e le esternalità positive che derivano da quel genere di procedimento, ma c'è anche tutta l'attenzione appunto che un ente come il Comune può mettere nella creazione di momenti di incontro tra domanda e offerta, perché fondamentalmente di questo si tratta, oltre che un momento di approfondimento su un tema come quello dell'impresa sociale che riguarda oggi, da domani in avanti, domani fino a domenica, che dura 4 giorni, gli studenti, le persone che cercano lavoro, le persone che vogliono in qualche modo rimettersi in gioco, entrare nel mondo del lavoro, possono incontrare una serie di soggetti, imprese, aziende che sono qui a disposizione per mostrare di che cosa hanno bisogno, qual è il loro livello, che cosa si sta cercando, che cosa si richiede, e quindi in qualche modo facilitiamo l'incontro tra la domanda e l'offerta. Ci sono testimonianze dirette di persone, imprenditori che sono delle eccellenze, che hanno fatto la loro impresa una vera e propria eccellenza. Vedo Pagani tra i tanti, Anna Marchetti, legati al territorio, ma sono anche particolarmente contento perché oltre alla delega al lavoro, tra le deleghe che mi ha affidato il sindaco c'è anche quella delle pari opportunità, per cui uno dei momenti che abbiamo condiviso nel tavolo era quello di creare anche un momento legato alla promozione in qualche modo delle pari opportunità, per cui domenica c'è il seminario Donne e Rinascita, ricomincio da me, dedicato al lavoro femminile, appunto ci approssimiamo alla giornata marzo per la donna, per cui in qualche modo io sono estremamente soddisfatto del lavoro fatto e di quello che siamo riusciti a mettere in campo. È una goccia dell'oceano, non è la soluzione di nessun problema, però è certamente qualcosa che insieme a tutto il resto fa capire qual è l'indirizzo: assumere il tema del lavoro come una priorità, sempre, costantemente, in ogni provvedimento, in ogni approccio. Quindi io mi limiterei qui perché naturalmente adesso abbiamo tutti gli interventi. Ringrazio naturalmente il direttore Solinas che ci ospita nell'aula magna della Facoltà di Economia. Ringrazio il sindaco per essere venuto, ma ci teneva veramente molto e quindi è riuscito a incastrare anche questo impegno, e grazie a tutti voi per essere qui.